Un anno senza Mattia, una tragedia senza fine. A un anno di distanza dalla tragica scomparsa di Mattia Coada, il bimbo di 8 anni del Lido di Venezia, apparentemente sano, che non aveva mai sofferto di patologie o problemi clinici pregressi apparenti, la sua morte è ancora avvolta in un triste e fitto mistero, senza alcuna spiegazione medico-scientifica. I familiari sono disperati e senza più pace da quel maledetto 28 dicembre 2023, chiedono ancora giustizia. Una morte senza un perché, nonostante l'autopsia eseguita nei primi giorni dello scorso gennaio, quindi quasi un anno fa. I consulenti del pubblico ministero, dopo mesi di accertamenti e incontri, hanno riportato nella loro relazione che non è possibile stabilire con certezza quali siano state le cause che hanno portato al dramma. L'avvocato Augusto Palese, componente di un pool di legali che assiste la famiglia prostrata da un così grave lutto, fa risuonare lo stato d'animo della famiglia Coada. I genitori e i parenti del povero Mattia Coada vogliono la verità, vogliono capire cosa sia successo e porteranno avanti le loro richieste in ambito penale per comprendere se vi siano delle responsabilità di tipo personale o quantomeno di tipo strutturale in ambito civilistico assicurativo. La vicenda rappresenta ancora una ferita aperta che ha sconvolto l'intera comunità veneziana. A gennaio, dopo le festività natalizie, il pubblico ministero dovrebbe assumere le proprie determinazioni. I legali della famiglia ribadiscono la volontà di andare fino in fondo e si opporranno ad ogni eventuale richiesta di archiviazione. Abbiamo nominato un collegio di periti molto esperto, formato da medici legali e specialisti che ritengono che le nostre doglianze siano fondate. Attenderemo ora le determinazioni della Procura veneziana dopo l'accertamento tecnico non ripetibile che si è svolto e poi assumeremo tutte le strategie che riterremo adeguate.